Saper sperare insieme, sapere avere dei desideri, vuol dire avere il senso della direzione, vuol dire sapere creare come dei model, dei progetti che sono indispensabili, perché non soltanto si procede spingendo i passi, ma si procede anche nella misura in cui noi sappiamo aspirare. Insegnò ai siciliani la voglia di riscattarsi da una condizione di sottosviluppo e di ricatto dalla mafia, e lo fece con l'arma del dialogo, della non violenza, guadagnandosi l'appellativo di Gandhi italiano. Danilo Dolci è certamente tra le figure più statuarie della storia siciliana. Lui dal profondo nord si trasferì nel profondo sud per conoscere usi, costumi e persone della Sicilia, tanto raccontata dal padre Enrico siciliano, e si imbatté in una realtà drammatica fatta di miseria, soprusi, di diritti negati, come quello dell'acqua agli agricoltori, un bene in mano ai mafiosi locali. 45 milioni di metri cubi di acqua dal fiume Iato ogni anno vanno a mare sprecati. È una situazione assurda, perché significa che migliaia di persone che potrebbero lavorare così non lavorano. E così iniziò la sua rivoluzione, prima ancora culturale. Il 14 ottobre del 52 a Trappeto, nel Palermitano, la prima delle sue numerose proteste non violente, con il digiuno sul letto di Benedetto Barretta, un bambino morto per denutrizione. Il 2 febbraio del 56 a Partinico diede vita a quello che passerà alla storia come lo sciopero alla rovescia. Alla base c'è l'idea che se un operaio per protestare si astiene dal lavoro, un disoccupato può scioperare invece lavorando. Così centinaia di disoccupati organizzarono per riattivare pacificamente una strada comunale abbandonata, ma i lavori vennero fermati dalla polizia e Dolci, con alcuni suoi collaboratori, venne arrestato. L'episodio suscitò indignazione nel paese e provocò numerose interrogazioni parlamentari. E l'episodio di Partinico è stato trasposto in teatro grazie ad una felice idea del giornalista e autore Rai Giovanni Taglialavoro, che ha presentato al Teatro Andromeda di Contrada Rocca, Santo Stefano di Quisquina, l'evento È vietato digiunare in spiaggia. L'iniziativa è stata curata dal centro editoriale e culturale Pierpaolo Pasolini, presieduto da Maurizio Masone. Si tratta di un testo rielaborato da Renato Sarti e Domenico Pugliares sotto forma di lettura al pubblico mediante una recitazione semplificata degli stessi attori, unici presenti sulla scena, e che ha riproposto il famoso processo che subì il sociologo, condannato dai giudici nonostante l'appassionata difesa di Piero Calamandrei, uno dei padri della Costituzione italiana. La ricostruzione del processo, della realtà in cui si svolsero i fatti, è stata alternata da poesie dello stesso Dolci, filastrocche dei cantastorie, arringhe degli avvocati e requisitorie del pubblico ministero. Aiutateci, signori giudici, con la vostra sentenza, aiutate i morti che si sono sacrificati, aiutate i vivi a difendere questa Costituzione che vuol dare a tutti i cittadini del nostro Paese pari giustizia e pari libertà.